La questione dell'acqua per la provincia di Agrigento, per i comuni, è un tema scottante. C'è un iter giudiziario in corso che vede commissariato Girgenti Acque e l'Idrotecne, c'è l'ATI che riveste ancora di più oggi un ruolo importante. Ha scelto di diffidare Girgenti Acque, adesso però si deve capire come procedere. All'interno ci sono dei dissapori tra i primi cittadini. Ma io, al di là di quello che si dice dei dissapori, che sono innegabili questi dissapori, però credo che siano dei dissapori che non hanno delle fondamenta certe, perché è innegabile che il processo è incontrovertibile, si va verso la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato in provincia, questo è un percorso ormai ineludibile. Io credo che l'ATI invece abbia lavorato, il sindaco Francesca Valente e tutto il CDA dell'ATI hanno lavorato in maniera egregia. Certo, necessitano dei tempi amministrativi, dei percorsi tecnici che vanno rispettati, fatte salve alcune peculiarità, quale del comune di Santo Stefano Quesquina che rappresento, di avere il 147 con il collegato ambientale, quindi di avere la gestione in house del servizio idrico integrato. Poi credo che la provincia finalmente avrà una nuova forma di gestione del servizio idrico integrato, con una nuova gestione pubblica, totalmente pubblica del servizio. Su questo dobbiamo lavorare e su questo dobbiamo essere tutti compatti, perché dobbiamo chiudere inesorabilmente questa pagina triste di Girgenti Acque. Attaccare i sindaci ribelli, i comuni ribelli, che cosa significa? Perché? Ma attaccare i sindaci dei comuni ribelli significa non avere contezza di quello che ha significato un percorso ineludibile di storia dei territori, di battaglie civile, una battaglia di civiltà come è stata spesso definita. I sindaci ribelli non hanno consegnato così tanto per non consegnare, i sindaci ribelli hanno contestato un percorso dal giorno dell'affidamento, e poi non è vero che sono stati sindaci ribelli o sindaci fuori legge, sono stati dei sindaci che non sono venuti mai a principi di solidarietà. Da Santo Stefano, voglio ribadire, partono 600 litri di acqua al secondo. Questi sindaci sono stati sempre garantiti da norme giuridiche e da normative chiare, la legge 3 del 2013, la 19 del 2015 e non per ultimo il collegato ambientale, che prevede che dei comuni che hanno delle peculiarità particolari come Santo Stefano o come i comuni della montagna o altri comuni possono gestire le risorse da un punto di vista diretto. Noi crediamo che Santo Stefano è uno di quei comuni che abbia quei requisiti importanti: essere ricadente all'interno di un parco naturalistico, dimostra di avere la gestione del servizio idrico con efficienza, efficacia e qualità delle acque, e quindi oggi ha quei requisiti per gestire in house il servizio idrico in provincia.